Rieccoci, stavamo discutendo animosamente anche durante la pubblicità, il peccato che non si possa dare in onda durante la pubblicità. Ho interrotto prima il segretario regionale Alessandro Bisato, aveva iniziato il ponte. Il ponte di Genova, caduto purtroppo anche lì in maniera con una serie di morti, una cosa devastante per il paese in generale. Per colpa dell'uomo. Allora, gli uomini politici pubblici devono essere onesti intellettualmente. Se lì si dice che in un anno viene abbattuto e ricostruito, io da amministratore locale piccolissimo e assieme con me tutti gli amministratori locali ci vengono i capelli dritti. La vediamo difficile. Perché? Perché per fare anche un marciapiede di 100 metri, se sei bravo ci metti 3 anni. Dal momento dell'idea, della progettazione, dell'appalto e della realizzazione. Ma perché solo in Italia sta roba perché qui? Ci sono tutta una serie di procedure. Ma allora, a me sta bene che si voglia semplificare e che si voglia addirittura dire che lì si usano delle attività straordinarie. Però, se lo si assegna a Fincantieri che non ha, uso termini tecnici, il SOA, cioè sarebbe la rendicontazione che hai fatto delle opere di un certo livello, bypassi. Però dopo non puoi chiedere la SOA per far fare il marciapiede da 300 metri. Cioè le regole o valgono sempre o le togliamo per tutti. E nel toglierle per tutti non vorrei che poi ci ritrovassimo fra 6 mesi, qua in una trasmissione, a discutere che bisogna reintrodurre sistemi per controllare l'efficientamento delle opere pubbliche perché il collaudo non è andato a buon fine e soprattutto si è insinuata la criminalità. Dato che l'ha accennato lei, c'è sempre una ratio. Secondo lei fra quanto sarà costruito quel ponte? Non lo so, io mi auguro che sia realizzato il prima possibile. La cosa che mi dà fastidio, mi irrita, è che noi per ottenere un like diciamo delle cose che sappiamo che sono palesemente impossibili. Allora o mi stravolgono il codice degli appalti e io a secondo se ne faccia una discussione in Parlamento, si cambi tutto, ma dire come è stato detto a quelle persone che abitano sotto lì, che fra un anno passeranno con le auto sopra un ponte, se succede si arrabbieranno per le procedure, i terremotati del centro Italia, quello che è successo da noi, qualsiasi, perché a quel punto la procedura straordinaria potrebbe valere per qualsiasi appalto pubblico in Italia. Ma allora va cambiato il sistema, altrimenti noi prendiamo in giro i cittadini. Prendiamo in giro i cittadini. Questo tema che dovrebbe essere così, però ha delle parti che sono estremamente condivisibili. Questo però è un tema che ha radici profonde, nella storia del nostro paese. So che sembra un discorso campato in aria, ma io vi invito invece alla riflessione. Questo è un paese che esce dalla seconda guerra mondiale ed esce dal fascismo distrutto e la prima cosa che fa è costruire una Costituzione e un'impalcatura giuridica di garanzia. Per cui noi abbiamo fatto, e capisco la ratio in quel periodo, abbiamo messo insieme tutta una serie di organi, di istituti che vigilano l'uno con l'altro, che da un punto di vista della democrazia è straordinario. Dal punto di vista della velocità di esecuzione diventa devastante. Pensiamo a quelli che sono morti nel Palermitano perché vivevano in una casa che là non doveva esserci. Allora, il comune non ti ha dato il permesso, tu l'hai costruita lo stesso, il comune ti dice non puoi starci, quindi ti dà l'obbligo di uscire e ti dà l'obbligo di demolizione. Tu ricorri al TAR. Il TAR però, se però il TAR dice poi fa un controricorso, insomma, alla fine tu rimani là e muori. Io capisco che questo è un sistema che garantisce, perché con la logica dei contrappesi tu, sterilizzi ogni possibilità di dittatura, di colpo di mano, eccetera, eccetera. Però oggi credo sia arrivato il momento e qui ci serve la collaborazione di tutti, di fare un salto in avanti di qualità e dire benissimo, sulle garanzie, perché anche la sovrintendenza, quando ci mette lei la testa, blocca. E qua, adesso, se scavando per fare l'ospedale di Padova troviamo una necropoli, no. Cosa succederà? Che facciamo? Si blocca tutto. Si blocca tutto, ma allora, di fronte a questo, quindi serve una nuova visione della gestione della cosa pubblica, perché
se è vero, come dice lui, che ci sono tutta una serie di elementi che vanno tenuti in considerazione, è altrettanto vero però che oggi noi non possiamo più permetterci di metterci 20 anni per fare Roberto un ponte. Marcato, oggi lei, lei mi aiuti a comprendere, la sua parte politica è al potere e lo cambi. No, ma è una ripeto, perché parlare, se fosse così semplice, qui serve scardinare, ma guarda che serve scardinare non solo la struttura dello Stato, ma una mentalità. Non voglio fare arrabbiare qualche gente che blocca per precauzione. Roberto Marcato è il potere. Lo cambi? No, sì, certo. Però se no, terminato. Guarda, la cosa più difficile da fare in questo paese malandato è fare riforme. Riforme vere? No, riforme vere. Mi scusi se interrompo, non è nel calcio sì, ma politicamente non è nel mio modo di comportarmi. Però dico, se la situazione è questa e dà ragione, noi facciamo trasmissioni, talk show a livello nazionale, a livello locale, parliamo, tutti i problemi. Io mi accorgo in questa prima mezz'ora che il problema tra la parte del governo e la parte dell'opposizione è molto vicina. Ma perché mi domando, parliamo sempre e non si può cambiare perché la burocrazia è quella e mi lasci terminare. No, ho capito il concetto. Ho capito, però allora se no ci troviamo, ha ragione Bisato, fra 6 mesi. Ho capito, ma potrà essere il governo Bisato. Il tema vero però è che ce lo dobbiamo dire. Hanno altri italiani. Mi piace tanto, come dire, l'uomo solo al comando, il rivoluzionario. Dopodiché, però, noi siamo fondamentalmente democristiani del centro. I cambiamenti hanno altri, anche se è questo. No, ma è difficile scardinare un sistema e una mentalità. Il lavoro che noi dobbiamo fare è questo, cioè, perché pensare il codice degli appalti era nato per semplificare. Ho capito. Siamo cattati in mano la sopa che in realtà rallenta tutto ed era stato fatto con questa logica. Marcato, e chi l'ha fatto? L'ha fatto esattamente per semplificare. Roberto Marcato, mi sta raccontando una storia che conosciamo tutti. Le faccio una domanda, vi faccio una domanda. Iniziare, ma bisogna iniziare con la consapevolezza che non è solo un problema di leggi, perché io l'ho detto anche ai miei colleghi, anche parlamentari, parlando anche, se noi pensiamo che sia solo un problema di leggi, noi rischiamo di fare altre leggi sbagliate, perché le leggi sono strumenti e invece no, va rivisto l'assetto complessivo dello Stato, ma bisogna sapere che abbiamo a che fare con una mentalità radicata che va anche quella scardinata. Non lo si può fare in 3 mesi, d'accordo? Però bisogna iniziare, perché così. Ripeto, abbiamo fatto tutti, noi quando eravamo al governo, loro quando eravamo al governo, tutti abbiamo fatto provvedimenti, mica il ministro del PD ha fatto i provvedimenti per roba che va a gente, lì ha fatti ma il risultato non c'è stato. Bene, ha detto un'altra cosa, bisogna iniziare. Si è iniziato secondo lei? Secondo me sì, con molta difficoltà si è iniziato. Oppure abbiamo sempre si è iniziato con molta difficoltà, però ci sono questi due elementi. Io non vorrei banalizzare, ma attenzione, se noi pensiamo che basti fare 2 leggi, come ha detto lui prima, va bene, facciamo una legge ad hoc per il ponte. Era i terremotati di scusa, è mi? E qui il Consiglio dice, è mi? E quindi io vi faccio una domanda a voi. Va rivisto l'assetto, va fatta una riforma complessiva dell'apparato giuridico e normativo di questo Paese. Va bene Roberto Marcato, le sto chiedendo, secondo lei che è un politico e vive nel palazzo regionale importante e conosce benissimo le problematiche nazionali, si è iniziato a fare quello che lei sta dicendo? Allora, per esempio, l'hanno approvato oggi in Senato, lì si è tentata una semplificazione e un cambio di rotta su alcuni temi che riguardano la sicurezza, l'immigrazione, la lotta alla criminalità organizzata, eccetera, eccetera. Dopo ognuno ha le proprie ricette. Noi stiamo cercando di andare su quel versante, ma non basta, perché dopo tu ti ritroverai comunque con una mentalità e con tutta una serie di elementi e di organismi che possono bloccare, ribloccare, controbloccare, e la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti e la magistratura ordinaria. Cioè va rivisto tutto. Quindi dice, ma in Giappone si fa, ma in Giappone non esiste che ti blocca la strada perché trovano l'anfora. Che passa in cima. Allora, siamo disposti noi a fare questo? Mi sembra di no. Ragazzi, perché bisogna che se domandiamo questa roba qua? Mi sembra aver capito che siamo non è così. Allora, io sì sono disposto, ma l'italiano è disposto? Beh, quando che abbiamo detto ci sono le case abusive, sono fatte dentro l'alveo dei fiumi, il che vuol dire che tu puoi rischiare di morire
tutti quanti dice, se lei chiama qua 20 sindaci, 20 senatori, va buttata giù. Tutti dice va buttata giù. Dopodiché il sindaco non la fa buttare giù. Posso fare una battuta? Oggi il sindaco ha detto, l'ho visto, ha detto che non è andato, non ha fatto ricorso perché non aveva i soldi il comune di farlo. Battuta finale. Sì, vabbè, ho capito. 28.000 case condonate a Ischia. 28.000 case condonate a Ischia. Cosa ci riempiamo la bocca? Cosa guardiamo i gretti, le golene? 28.000 case su 40.000 abitanti. E io rispondo, e ti chiede il governo perché 28.000 case non te le buttai giù? Non ne usciamo. Perché aggiungo, posso mettere un altro elemento? Posso dire 2 anni, un anno e mezzo fa. Fermo, Bisato. Faccio un sorriso che più che sorriso. Chi ti ascolta? È un fatto che uno si arrabbia di te. Lei ha ragione nel dire 28.000 case condonate. Ha ragione Marcato nel dire prima non le hanno buttate. Vede, perché non era più fuori. Forse su una cosa ci possiamo anche non darci ragione, ma insomma ragionare fuori microfono. È che noi per ottenere il consenso a breve fomentiamo la gente. E tutto sto ragionamento sulle riforme, tutte sulle riforme costituzionali. Allora, io so che adesso mi tiro gli strali anche dell'interlocutore Marcato. Ma se sto Stato ha bisogno di riforme, come è vero ogni santo Dio che nasce sotto il sole, la riforma magari in parte sbagliata della Costituzione che voleva fare Renzi, cos'era se non questo? Allora Renzi ha sbagliato perché partendo da questo presupposto è andato addosso a un muro dritto per dritto e non ha voluto mediare con il sistema. Ma è questo il punto. È uno dei punti, è questo. Però là c'erano due elementi di debolezza. C'erano 2 punti. La prima che lui l'ha personalizzata e l'ha fatto un errore politico che lui poi ha capito e ha ammesso che tornassi indietro non farei più la riforma di Renzi, farei la riforma del governo, del Parlamento, ma non andrei più a personalizzare. Ci stava dentro tutto là. L'altro elemento da autonomista quale io sono fino nelle viscere. Cioè ragazzi, fare una riforma che riporta a Roma le capacità e le competenze, io la vedo come un dramma. Perché? Infatti, parlando appunto di cambiare questo paese, da quando abbiamo finito la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo un sistema di governo. Questo sistema di governo, tutti dicono, ci ha garantito la pace, benissimo, quello non si discute, ma da un punto di vista economico-sociale ha funzionato. Domanda, i parametri, quelli macro, economico-sociali, nord-sud, negli ultimi 30 anni sono migliorati o peggiorati? Il divario tra nord e sud è migliorato? È peggiorato. Allora, evidentemente questo sistema centralizzato non funziona. Possiamo immaginare un altro sistema di governo di questo paese, e cioè decentrando le capacità e le competenze ai territori. Forse non diamo più responsabilità ai territori dove chi sbaglia paga, perché il tema di questo paese qua è che nessuno si è mai colpevole, mai nessuno. Questa trasmissione avrebbe un tempo, se ho molti temi da fare dovremmo parlarne. Ma veniamo un'altra volta? Cioè, capito, Detto questo, terminiamo il concetto per quanto riguarda quello che è successo qui in Veneto. Se c'è un rimedio, se c'è la possibilità rapidamente di fare qualcosa, il vostro punto di vista, se sì, cosa si può fare, e poi ovviamente cambieremo tema, andremo a parlare dell'autonomia. Mi pare di essere già stato abbastanza chiaro. C'è un piano, vanno messi in atto una serie conseguenziale di interventi. Fra poco apre la stagione invernale, non si potrà in certe piste più sciare. No, si può andare a sciare assolutamente, diciamolo a caratteri cubitali, certo. Piste sono pronte, andate a sciare. Ma anche su questo, andate a sciare. Vedete, una politica lungimirante non può guardare al giorno dopo. Interventi di questo tipo. Finire. E poi c'è quello dello sciare, è la migliore importanza. Il fatto è poi che se nevica forte potrebbero esserci più valanghe, e su questo non può dirmi altro. Sì, però ho capito, ma allora com'è che la fermiamo sul sistema? Con le dita, con le mani? No, vi ho chiesto avevamo messo in atto tutta una serie di accorgimenti che significa fare le vasche di laminazione, non tutte sono state fatte, ma non è che potevano farle in 3 minuti. Bisogna sistemare gli argini, bisogna cavar via qualche casa dalle golene. Io mi pongo una domanda
subito Roberto Mercato ha detto sciare è un divertimento, si può anche per un anno evitare di andare e anche rimetterci dei soldi a livello di turismo. No, si può andare. Però invece mi preoccupa di più che se c'è una valanga e la valanga va giù e c'è una casa sotto la butta giù, quello mi preoccupa di più. In questo ragionamento io ho voluto farvi la domanda. Servono interventi strutturali, serve l'intervento in emergenza proteggendo la persona fisica. La domanda le faccio Bisato: chi abita sotto dove è stata devastata dal vento la zona dei boschi, chi abita che ha la casa sotto nel raggio di 500 metri, 1 chilometro, che ne so, non posso più abitare nel periodo invernale perché se viene una valanga, qualcuno dirà questo alle persone, se ce ne fosse bisogno, direttore, che bisogna i farlo? piani urbanistici servirebbero a questo? Servono a stabilire che ci sono delle zone di esondazione dei fiumi, non si può più costruire, bisogna essere conseguenti e fare un piano di consumo zero del territorio. È brutto da dirsi, perché vuol dire un po' meno consenso. Certo, bisogna cominciare a dire alla gente che qualche casa in meno bisognerà farla. Non vorrei passare però per il convitato di pietra, perché... No, perché vede, se guardi, dove non abbiamo parlato... Mi scusi Roberto, viene una forte nevicata e lì non c'è più, non è più la neve, gli alberi non daranno più, fanno sì che la neve possa anche sciogliere e fare la valanga più rapidamente. Se qualcuno ha l'abitazione giù, come l'albergo dove era in Aquila, non mi ricordo il paese dove ha fatto dei morti, è stato spostato dalla valanga, può succedere che qui, visto che non c'è più la possibilità che gli arbitri, che le radici... C'è tutta una serie di analisi, certo, una volta che sia assestato, insomma, ci sono tutta una serie di interventi anche previsti. No, ma vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che il famoso piano dal Paus, abbiamo fatto noi altri, non so che mi va a cagare qualcuno, cioè l'abbiamo fatto noi, certo, e abbiamo iniziato a realizzarlo noi, cioè, quindi vuol dire siamo ben presenti a noi stessi su questo tema. Il governo si è impegnato a darci delle risorse importanti e ci mancherebbe. Il piano del consumo del suolo zero è una legge regionale approvata l'anno scorso, cioè non so che siamo di parlare di cose... Certo, però è stato un evento straordinario. No, questo è stato un evento straordinario, ma voglio dire, dopodiché voi fate un'indagine, chiedete a chi ci sta ascoltando, anche di sinistra, se si era sentito sicuri con Luca Zaia che gestiva sta roba. Chiedo alla regia, puoi tornare un attimo, Marco, Nicola, che è regia, un attimo indietro, un pochettino da queste immagini, per il ragionamento che ho fatto prima. Adesso ho visto un pezzo dove non ci sono alberi e sotto ho visto un piccolo paesetto. Un po' indietro, vediamo se riusciamo a ritrovarlo rapidamente. E la domanda che faccio a voi due è appunto se chi competenza... Io non sono un esperto. Bisogna monitorare, bisogna mettere dei sensori. Fermo lì. Queste case, questo paesetto qui, se non ci sono gli alberi più, una valanga può... Io non sono un esperto, so che ci sono gli esperti che stanno valutando metro quadro per metro quadro, però siccome ho parlato anche con cittadini che non sono nostri elettori, loro ci hanno detto pa fortuna che Zaia e i Sivuiati a governare la regione, perché di fronte a cose, perché poi si può fare tutta la filosofia del mondo, ma servono persone capaci per gestire questa roba qua. Non si può improvvisare. Sono i tecnici del vigile del fuoco, non è neanche facile, perché credo il direttore regionale Dattilo. Guardate queste case qui, se cade lì vanno sotto la valanga di neve. Gli esperti faranno tutte le analisi. È passato un tornado forza 3. Credo che non sia mai capitato. Forse dobbiamo veramente, noi che siamo in TV, dobbiamo avere la forza di fare cultura anche nuova e di dire è passato un tornado forza 3 o 4, che è tipico solo di certe regioni del... Io mi chiedevo a voi due, ovviamente credo siamo tutti d'accordo che è passato un tornado esagerato, usiamo questo termine. Sì, però è scandaloso che si dica che non è cambiato il clima. Perché c'è qualcuno che ha ancora il coraggio di dire che non sta cambiando il clima. Sono aumentati di 2-3 gradi il clima generale. Allora questo bisogna che lo diciamo tutti, che se no giochiamo con le parole. Attenzione, anche qua devo cambiare tema. Non facciamo la solita tifoseria italiana fra chi è per il cambiamento climatico e chi non lo è. Cioè cerchiamo di essere molto pragmatici, perché se noi andiamo a vedere l'analisi negli anni, perché il clima tu non lo puoi mica monitorare su 10, 20, 50 o 100 anni, va fatto su scale temporali molto più ampie. Io un esempio che amo fare sempre è, voi sapete perché la Groenlandia si chiama così? Perché deriva da Greenland, cioè paese verde. Quella era tutta verde, oggi è tutta ghiacciata.
era più caldo, qua era tutto verde, o se più caldo adesso? Assessore, ieri i mammut all'epoca. No, i mammut, no, non può essere Greenland, qua ieri i mammut. Stiamo parlando di molti anni dopo. Quindi voglio dire, anche qua, stiamo attenti che poi l'uomo abbia l'obbligo di mettere in atto tutto ciò che è possibile per essere meno impattante nei confronti del clima e dell'ambiente, visto che abbiamo solo questo, non dobbiamo rigenerare nell'altro, questo è un dovere morale. Gli scienziati dicono che nel giro di 20 anni ci autodistruggiamo se non cambiamo il nostro atteggiamento nei confronti del clima. Vedi, ecco, 20 anni, queste sono le cose che io invece sono non condivido. I miei figli, non sono più fra 3 generazioni. In terza media, nella mia antologia, mi ricordo che abbiamo studiato che di lì a 20 anni... Assessore, sta succedendo qualcosa di lì o no? a 20 anni non avremmo più avuto il petrolio. Perché finiva il petrolio. Che ne per i prossimi 2500 anni. Vi ricordate negli anni 80 quando ci hanno sfracellato le meningi con il buco dell'ozono? Beh, lo ricordate tutti? No, che via l'H, via questo, via quest'altro, non ti puoi pinare in spiaggia. Un disastro sto buco dell'ozono. Esiste o no? C'è il buco? Era una bufala? C'è il buco o no? Era una bufala, ma no, era una bufala, lo dice qualsiasi. Assessore, quel buco dell'ozono negli anni 80 era una bufala che si ingrandiva. Non possiamo dire queste cose in TV, non potremmo dire queste cose. Esiste il buco dell'ozono? Allora anche esiste lì il buco dell'ozono. Facciamo parlare gli scienziati, non facciamo i politici che vuol fare i scienziati. C'è stata una remissione, ma non vuol dire che si sia richiuso il buco. No, ma non c'entra, ma c'è sempre stato. Il problema è che siamo inventati che a causa dell'H era il buco dell'ozono. Era una bufala scientifica. Era una bufala scientifica. No. Quindi bisogna stare attenti. Questo che sta succedendo adesso è una bufala. No, attenzione. No, dai, se noi cominciamo a dire che fra 20 anni non ci saremo più, tu rischi di essere poco credibile. Allora bisogna dire, ragazzi, immettere porcherie nell'atmosfera fa male a tutti, fa male all'ambiente, fa male ai polmoni, fa male a tutti. Esatto, dice clima, ma non puoi essere fondamentalista, perché altrimenti la gente non ti segue. È per questo che si creano e dopo su questo le multinazionali, i giganti economici se ne frega. Il clima è cambiato. Siamo 22 gradi oggi, che siamo a novembre, quando abbiamo oggi 10 8. Adesso non stiamo a fare come certe trasmissioni TV che ogni estate che sia l'estate più calda del mondo e ogni inverno l'inverno più caldo del mondo. Mi ricordo se 2 anni fa sono andato alla fiera a inaugurare la fiera di Arsego e sono andato col Wurlitz, sciarpa e baretta. Mi sono cavato a baretta con il stallino, poi c'è paraffreddore. Cioè sono andato col Wurlitz, era alla Groenlandia che era. 2 anni dopo cos'è il caldo? Così cambia il mondo. Fra 2 anni che sarà ancora a Groenlandia, attenzione, non stiamo misurare, il tempo non va misurato. Che poi è una cosa naturale, non è preoccupato, quindi nel suo ragionamento non è che io sono molto preoccupato, però voglio essere pragmatico, cioè non facciamo queste sparate pseudoscientifiche, poi la gente non ti segue. Bisogna dire, ragazzi, infatti, questo serve, bisogna assolutamente lavorare sulle emissioni in atmosfera, le polveri sottili, gli inquinanti, cioè, bisogna lavorare su quello. Non c'è uno scienziato in giro per il mondo che dica che non c'è un problema del clima. Invece l'opinione pubblica la ammansiamo ancora noi perché abbiamo sta capacità di parlare a tutti, compresa la massaia, c'è un problema di dire che il problema non c'è. C'è un problema climatico? Sì. Noi ci stiamo tropicalizzando come clima, è vero, è verissimo. Poi è l'altra parte eccessiva e questo è causa per il 100%. Su questo la comunità scientifica si divide. Invece bisogna dire tutti, impegniamo tutti per fare meno porcheria. Produciamo economia da quello, produciamo economia da quello, risistemiamo il territorio, mettiamo il fotovoltaico, caviamo via l'amianto. Devo fare come qualche altro collega a livello nazionale, vi cambia argomento perché dobbiamo parlare dell'autonomia. Salvini ha detto che sicuramente verrà data l'autonomia al Veneto. Siamo andati a sentire l'avvocato Ivone Cacciavillari, sentiamo cosa dice in merito. Avvocato Cacciavillani, il Veneto ha finalmente ottenuto la sua autonomia, ma ancora tanto è da fare. Che cosa manca al Veneto per diventare veramente autonomo? L'autonomia si professa, non si rivendica. Non dico che vogliamo autonomia, no. Tu, quella che hai, sei capace di esercitarla. Ora, io alla Regione Veneto, con tutto il lavoro che è costato, ma diciamo, che autonomia è quella del Veneto? Che autonomia avete quando il potere locale, i comuni sono 600 erotti del Veneto, sono retti da un'unica legge che regola in maniera uguale il comune di Verona,
che ha oltre 250.000 abitanti, e il comune di San Tommaso Ordino, che dicono di abitanti ne ha 108. Signori, ma di cosa stiamo parlando? Insomma, e la legge è uguale per tutti e due. Dico, non le pare che ci sia un'autonomia male spesa o comunque male gestita? Ecco, su questa battuta ovviamente, che poi è stato l'ideatore, tra l'ideatore Ivone Cacciavillani della macro regione, su questo ragionamento l'autonomia nel Veneto è uguale per tutti, oppure, come dicevo, non è giusto però che la stessa autonomia che ha un paese con molti abitanti ce l'abbia lo stesso paese che ha un millesimo degli abitanti della grande città? Io sono autonomista, per cui cioè, autonomia come se piovesse al comune, a provincia, alle regioni, e ognuno chiede l'autonomia che desiderano. Dopodiché anche qua, in realtà una legge uguale per tutti i comuni significa anche tutela per tutti i comuni, perché se iniziamo a declinare in maniera diversa a seconda della quantità di cittadini che tu hai, norme diverse, tu rischi che il comune che ha 300.000 abitanti si porta a casa tutto, quello che ha 200 abitanti si porta a casa niente. Cioè, il fatto che ci sia una norma uguale per tutti, questo dà anche garanzia e tutela per chi non ha evidentemente una massa critica sufficiente. Però l'avvocato dice che questa non è vera autonomia, insomma, dice però tutti quanti ragioniamo come se avessimo avuto l'autonomia. No, è mia l'autonomia. No. Perché intanto sento, qualcuno mi scrive anche su Facebook, Marcato, dico autonomia, però e tasse non te... Cioè, guarda, è autonomia, no, mia è... Però se lei ha detto che sicuramente verrà data, ha detto. Allora, quando verrà data, possiamo immaginare, se abbiamo davvero un'autonomia vera, possiamo immaginare anche forme diverse, però ripeto, io andrei cauto nel fare leggi ad communem. No, cioè mi daria un po'. Ma secondo lei arriverà l'autonomia nel Veneto? Ma io sono stato, se lo dico, so che qualcuno gira anche un po', però anche ai miei parlamentari ho detto, se portiamo a casa l'autonomia è buona, se no per me poi viene a casa una mattina, cioè è la madre di tutte le battaglie per quanto mi riguarda. Mi sono entrato in Lega nel 92 perché ero federalista, autonomista, addirittura indipendentista, cioè adesso non è che possiamo andare là e far finta che va bene lo stesso anche se non arriva. Per me è una questione di vita o di morte. Però ecco, secondo lei dunque farebbe saltare anche il governo per l'autonomia? Perché è nel contratto di governo. È la ragione sociale del partito a cui io mi sono iscritto e non mi pare che sia cambiare quella mission. È il motivo per cui i veneti ci hanno dato sempre un grande consenso. Ricordo anche che siamo nella regione delle autonomie, perché qua questo è sempre stato un grande laboratorio. Tutti i movimenti autonomisti, federalisti, indipendentisti, i senati qua. Cioè, come possiamo non immaginare che arrivi l'autonomia? E quindi arriva, secondo lei? Ma sì, ma perché anche su questo siamo d'accordo tutti. Cioè, dopo, a seconda con differenze cose, ma anche il PD stesso ha detto siamo per l'autonomia. Sia questa, sia diversa, di più questo, di meno questo, i 4 quinti, 9 decimi. Ma però sul fatto che le regioni debbano essere autonome siamo tutti d'accordo, per cui non c'è opposizione su questo. Vuol dire, qual è il motivo per cui non dovremmo firmare? Il motivo per cui potrebbero non riuscire a firmare è che nel frattempo la Lega è diventata un partito nazionale, ha tolto anche il Nord dal nome e quindi deve tutelare anche altri tipi di bilanciamenti. E poi perché anche qui si è sparato altissimo. Cioè un conto è dire autonomia amministrativa su alcuni temi, cioè il più prossimo il tema lo gestisca il comune, la provincia, la regione. Bene, c'era già un articolo in Costituzione, il 116 terzo comma, si poteva già fare. Allora, se su questo invece ci si carica, si fa il carico da 90 politico, si proclama, si fa un referendum, per, come dire, avere la forza, allora di conseguenza mi viene da dire, e dopo un anno cosa è successo? Guardate che il ministro Stefani a Padova in 2 occasioni ha detto non è proprio così semplice, perché sarà a risorse invariate, perché bisognerà fare accordi bilaterali Stato-Regione su ogni materia, cioè ci vorranno decine d'anni. Io ricordo che ha detto dopo un anno successo che l'anno ha 9 mesi su 12 era il governo. No, a dire il vero, caro assessore, dopo un anno, a dire il vero, la vera preintesa a 3 regioni è stata fatta prima di andare a votare a marzo. Che è l'unico dato di fatto dopo il referendum. Nel frattempo tutto il resto, quello che è successo nei 9 mesi successivi, 7-8 mesi successivi, da aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre,
7-8 mesi, novembre, non si è tocca foglia. Si è fatto qualche incontrino tecnico, non si è riusciti ad arrivare alla firma tanto attesa anche al 22. Quindi mi pare allora, che si sia Dio Farmelina, vuol dire che ci sono altri problemi. Insediarmi, fare i ministeri, capire anche dove è l'indirizzo del ministero e fare quello che questo paese non ha fatto in 450 anni, mi va a farlo, no, vedete, e l'estate compresa va a farlo anche... Ivone Cacciavillani dice una cosa saggissima e dice: con le condizioni date, quelle che già ci sono, cosa si potrebbe fare qui in inverno? Io sfido, io da centro-sinistra sfido a Lega. I costi standard, applica i costi standard che hai tanto che ti sei riempito la bocca della siringa che costava 10 centesimi in Veneto e 7-8 euro in 5 anni. No, lasciami dire. Allora su questo sfido, applichiamola in tutte le province del Veneto e verranno fuori delle cose sensazionali sul trasporto pubblico. No, voi avete governato voi per 25 anni qua in Veneto. Mi fai i costi standard dove? Si applica qua in Veneto i costi standard? Certo che si applica. Non mi pare che sia proprio così. Non mi pare che sia proprio così, caro Assessore. Va a vedere i trasferimenti per il trasporto pubblico locale, se sono uguali tra provincia e provincia. Va a vedere i trasferimenti alle ULS, se c'è un criterio da costo standard o se è costo storico. Io l'ho toccato da presidente dell'ULS 16, il plafond del 1,8 milioni era tutto costo storico. Che il tema della sanità non è che puoi ragionare dicendo trasferisco così. Cioè un conto se riempirsi a bocca, un conto se fare. Sì, sta di fatto che proprio visto che non così i costi standard e che tutto è a scatafascio, che la nostra sanità è la migliore d'Italia. Ma la fortuna che ci sono dei grandi operatori, ma da un punto di vista delle politiche. Secondo te l'operatore bravo è a prescindere dal sistema. No, il sistema mi stai dicendo che in tutte le altre regioni del sud tutti cavare i primari medici. Ma io non giudico, io dico che il sistema sociosanitario Veneto è il migliore l'ha inventato, qua è un dato storico, Tina Anselmi. Non l'ha inventato qualcun altro, il socio sanitario Veneto. L'ha reso il migliore d'Italia la Lega Nord. Possiamo dire questo? Non te ieri metti il governo. Come dire, se riduciamo gli ultimi 25 anni sono state fatte delle cose. La riforma in atto, ad esempio, sta riducendo il sociale, sta riducendo progressivamente il sociale. E va a curare a Trapani, a dire. Non c'è solo il sanitario della cuzie, non è solo che se te hai a pancreatite e ti a cura in 3 giorni, c'è anche il dopo. Il sistema degli ospedali di comunità non si è mai partito. Se te che qualche anziano da mettere in casa di riposo, se 10 anni che non vi aumentai le quote, non vi aumentai i numeri delle quote. Quindi, se io ho un familiare da inserire, go da star qua a correre a destra a manca perché non lo trovo. Sì, è così, caro Assessore. Chiede ai familiari delle persone che se ne occupa. E costa 1.800 euro al mese avere un ospite in casa di riposo. Il sistema sociosanitario Veneto, al mese in casa di riposo. Che siamo noi altri. Mettete un po' di risorse, 10 anni che le quote sanitarie dei casi di riposo non vi aumentano. Esatto, lei deve andare via alla fine del tempo. Però io vorrei che l'ultima parte mi dà la pubblicità breve, poi abbiamo anche l'ultima parte perché ho molte cose da chiedervi ancora e cerchiamo di essere rapidi perché abbiamo già sforato non poco. A tra poco.